Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Chiude il cantiere Calabria, l'evento organizzato dalla Regione all'Università della Calabria con l'intervento del Ministro dell'Interno Marco Minniti, che plaude all'attività della Giunta regionale evidenziando i fattori di crescita e offre dei suggerimenti sulla necessità di sfruttare la centralità della Calabria nel Mediterraneo e l'esigenza di agire sull'occupazione. Gianluca Pasqua. L'ultima volta, nel mese di giugno, Marco Minniti era stato contestato al suo arrivo all'Unical per parlare di terrorismo. Decisamente un altro scenario, quello che lo ha visto protagonista dell'ultima giornata di Cantiere Calabria, la 3 giorni promossa dalla Regione, conclusasi con il suo intervento e quello del governatore Oliverio sul tema La Calabria che cambia. Per il Ministro dell'Interno, questa volta, applausi e un'aula caldora stracolma. Dopo un breve conciliabolo a porte chiuse con il prefetto di Cosenza e rettore Crisci, l'intervento di Mario Oliverio che in 30 minuti ha tentato di convincere la platea della concretezza di un cambiamento in atto nella Regione, facendo riferimento a quanto fatto con il piano trasporti, agli investimenti nell'alta formazione, alle risorse attribuite alle università, ai passi in avanti fatti nel settore dei rifiuti, ai risultati raggiunti nel turismo, con i 9 milioni di presenze nell'export, chiudendo con uno slogan e l'esaltazione del rapporto sempre più stretto con il governo nazionale. Prima di ogni cosa la Calabria, prima delle appartenenze di partito, di organizzazione, di schieramento, la Calabria. Se noi ci faremo guidare, tutti noi, da questa bussola, la Calabria uscirà dal pantano nel quale è stata spinta da decenni di assoluta inadeguatezza di governo, da malgoverno in alcune stagioni, ritardi accumulati nel corso di un lungo periodo. Spazio poi a Marco Minniti, alla sua nostalgia per la Calabria e per i calabresi, paragonati però ad una minoranza etnica, coesa fuori e divisa dentro. Una Calabria che deve abbandonare il pessimismo e sentirsi importante e orgogliosa per il ruolo centrale che occupa nel Mediterraneo, crocevia tra un'Europa che può crescere solo se crescerà l'Africa. È uno dei temi centrali l'intervento del Ministro, che suggerisce alla Regione di fare politica estera, anche attraverso le università. Poi gli altri argomenti, quelli di sempre, il lavoro e la legalità, le parole chiave per lo sviluppo di una terra dalla bellezza folgorante, dice Minniti, che va solo conservata e valorizzata. C'è un elemento di fiducia positiva e tuttavia, se guardiamo il dato del lavoro, quel dato rimane un dato drammatico. Noi siamo una delle regioni d'Europa con il più basso tasso di lavoro e di attività. Questo è il cuore della questione. Su questo si vince o si perde la nostra sfida. Questa deve essere la nostra ossessione. Produrre lavoro, creare lavoro.